essere. Anche se non vaccinati potranno andare all'asilo, la Regione firma la moratoria per i bimbi sino a 6 anni. Ci sarà tempo fino all'anno scolastico 2019-2020 per presentare la documentazione. L'importante è valutare il bene comune di questo territorio, qualsiasi esso sia. Il Patriarca di Venezia Moraglia interviene sul dibattito sull'autonomia del Veneto. Da tempo la crisi gli aveva tolto la voglia di vivere, si è ucciso un imprenditore cinquantenne, Roberto Dian di Badia Polesine, impiccato nel suo capannone, a trovarlo il fratello. 3 vittime del weekend a Padova, in un video shock il frontale lungo strada Battaglia che costa la vita a 2 giovani e un 31enne si riprende la guida, poi muore a Monselice. 42enne di Spresiano mostra i segni del violento pestaggio subito nel tentativo di rubarle il marsupio. Non dormo più dal terrore, racconta ad Antenna 3 sperando che non tocchi ad altre donne. Sarà sciopero domani l'ex acciaieria Riva di Verona. Nella notte 4 operai sono rimasti feriti dalla densa nube di vapore e lo spostamento di aria calda. Un successo straordinario per la regata storica di ieri a Venezia, lo spettacolo della sfilata delle imbarcazioni cinquecentesche e poi la vittoria dei cugini Vignotto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali si apre con una importante novità che viene dalla Regione sulla questione dei vaccini, un tema caldissimo perché fra pochi giorni inizia l'anno scolastico per gli asili e quindi molti genitori ancora stavano cercando di capire cosa poteva accadere. Hanno le prese con vademecum, con autocertificazioni che andranno fatte certo, ma nel pomeriggio arriva la notizia del decreto della Regione che stabilisce la moratoria per i bimbi fino a 6 anni. Anche se non vaccinati potranno andare all'asilo, insomma non c'è il pericolo che restino a casa. Ci sarà tempo fino all'anno scolastico 2019-2020 per presentare tutta l'intera documentazione. Se ci sono delle famiglie che consapevoli, informate, scelgono di non vaccinare il proprio figlio comunque, né ora né mai, i genitori sanno e devono essere consapevoli che una delle 2 sanzioni, oltre a quella economica, è quella che il bambino non può frequentare il nido. Così il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli stamane, commentando quanto accaduto qualche giorno fa a Verona con una quindicina di famiglie che avevano visto i loro bimbi rifiutati dai nidi perché non in regola con la documentazione richiesta dalla nuova legge sulle vaccinazioni obbligatorie. Qualche ora dopo queste dichiarazioni il colpo di scena. Come annunciato la scorsa settimana dal governatore Zaia, che aveva promesso un provvedimento che rendesse meno coercitiva la normativa, ecco arrivare la moratoria firmata dal direttore generale della sanità Domenico Mantoan. In sintesi, il decreto regionale, in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali e di conoscere l'esito del ricorso alla Corte Costituzionale, per quanto riguarda la frequenza di nidi e materne dell'anno scolastico 2017-2018 per i bambini già iscritti, si applicherà il regime transitorio fino al 2019-2020, anno che prevede invece la decadenza dell'iscrizione. Ci sarà quindi tempo fino al 2019 per presentare tutta la documentazione vaccinale per i bimbi da 0 a 6 anni ed evitare la decadenza dell'iscrizione. Scongiurato il rischio che qualche bambino veneto, come accaduto a Verona, si veda escluso dagli asili in assenza della documentazione richiesta. Fermo restando l'obbligo di regolarizzare la propria posizione entro il 2019, i genitori al momento potranno accompagnare regolarmente i loro bimbi a nidi e materne che dunque potranno accogliere tutti gli iscritti. Alle ULSS il compito di vigilare ed eventualmente contattare quei genitori non ancora in regola perché provvedano alle vaccinazioni. Per favorire lo scambio di informazioni tra istituti scolastici e aziende sanitarie, la moratoria regionale prevede un'ulteriore agevolazione. Nel rispetto di quello che ha detto il garante della privacy, cioè che non devono essere riportati dati sensibili, le ULSS forniranno alle scuole l'elenco dei soggetti che sono stati vaccinati, che non sono stati vaccinati, senza riportare dati sensibili. Queste dunque le ultime prescrizioni e indicazioni del decreto, come abbiamo sentito nelle ultime parole del direttore generale della sanità veneta Domenico Mantoan. Ovviamente una notizia che susciterà ovviamente dibattito e anche probabilmente una reazione da parte del governo. Staremo a vedere nelle prossime ore. Intanto a proposito di rapporti
Regione Roma. Sappiamo che fra poco più di un mese c'è il referendum, il 22 ottobre, sull'autonomia del Veneto, tanti dibattiti sulla questione sul sì o il no, o le ragioni del sì. Ebbene, anche il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, oggi è tornato a parlare di autonomia, ma anche di separazione, perché ovviamente vive a Venezia e quindi conosce la questione della separazione Venezia e Mestre, e dice: per entrambi i temi ciò che è importante è valutare il bene comune. La libertà politica è fondamentale e ognuno si può formare le sue opinioni e se non sono lesive del bene comune sono tutte legittime. A margine della visita ai senza dimora ospiti nella mensa alla Casa dell'Ospitalità di Mestre, Monsignor Francesco Moraglia è tornato a parlare del delicato tema dell'autonomia del Veneto e della separazione tra Venezia e Mestre, di cui in questi giorni si sta discutendo, soprattutto perché i comitati per il sì hanno chiesto una data alla Regione per il referendum. Moraglia aveva incontrato gli autonomisti lo scorso luglio, ma non ha mai preso posizione in merito, concetto che ribadisce, spiegando il perché. Io non entro in questioni che hanno determinato delle polemiche, io ho parlato in un contesto che era lontano dal momento referendario per non entrare in una scelta politica specifica, ma è chiaro che prima che le scelte politiche, partitiche o di parte c'è una valutazione del bene comune della società, per cui ognuno può farsi le sue idee e ritenere che una scelta piuttosto che un'altra corrisponda al bene del territorio e della popolazione. L'economia purtroppo porta anche a notizie di cronaca, come sappiamo. Si è più volte detto che la crisi è alle spalle, non è evidentemente così per tutti. Un suicidio, ancora una volta un suicidio per crisi in Veneto, è accaduto nella Bassa Padovana, a Castelbaldo, dove un imprenditore di Badia Polesine si è ucciso all'interno della sua azienda. Ha deciso di morire all'interno della sua azienda. Pare che da tempo non riuscisse a reggere più il peso delle difficoltà economiche che la ditta stava affrontando. Roberto Dian, cinquantenne, imprenditore residente a Badia Polesine, è stato trovato privo di vita dal fratello nel capannone della sua azienda, la RG SRL, che produce mobili. La sede della fabbrica è a Castelbaldo. Qui Roberto Dian si è impiccato. Accanto al suo corpo una lettera nella quale l'imprenditore scrive di aver deciso di farla finita a causa delle difficoltà economiche. Poche righe per spiegare un grande dolore, un gesto che ha gettato nella disperazione la famiglia del cinquantenne. Per il Veneto l'ennesimo tragico epilogo di una crisi che ha segnato il nostro territorio e che, nonostante alcuni segnali di ripresa, non ha ancora finito di mietere vittime. A proposito di vittime, è stato un weekend tragico sulle strade del Veneto, soprattutto nel Padovano. L'incidente più grave è quello che ha visto vittime, due giovani ragazzi. C'è anche un video terribile che testimonia questo sinistro. La pioggia battente e all'improvviso l'auto che piomba contro un'altra vettura che stava arrivando dal senso opposto. Le immagini della telecamera posizionata lungo strada Battaglia hanno ripreso gli istanti della tragedia. L'incidente in cui hanno perso la vita due giovani padovani è avvenuto tra sabato e domenica. Alla guida della Citroen C3, che prima è rimbalzata contro il guardrail e poi è finita contro la Lancia Y, c'era Dario Scapin, 31enne di Galliera Veneta. Il ragazzo è morto mentre era solo alla guida, stava tornando verso Padova dopo aver trascorso la giornata al matrimonio di amici. Nella Lancia Y, centrata in pieno, c'erano invece una compagnia di 4 ragazzi. Nell'impatto ha perso la vita Marianna Loro, 27 anni. Era in auto con un'amica e i 2 fidanzati. Tutti e 3 invece sono rimasti gravemente feriti. Strada Battaglia, dopo lo schianto tremendo, è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e dei medici del SUEM, che hanno tentato in tutti i modi di salvare i 2 giovani. Il video dell'incidente, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è stato invece inviato in procura per le indagini.
E non un video di una telecamera, ma il video dello stesso cellulare ha immortalato gli ultimi istanti di vita di un 31enne che ha perso la vita poche ore dopo questo incidente di Battaglia Terme, stavolta vicino a Monselice, un giovane che stava facendo dei selfie proprio alla guida. 7:30 di una domenica mattina piovosa, la musica arabeggiante invade l'abitacolo della vettura, al volante c'è Yassin Archi, 31enne marocchino che abita a Bagnoli di Sopra. Ha deciso di filmarsi con il cellulare mentre sfreccia con la sua Alfa 147, sorride, canta, fa smorfie, poi posta il video su Facebook. Saranno i suoi ultimi minuti di vita registrati dall'occhio dello smartphone. Pochi minuti dopo, alle 7:50 lungo la strada provinciale 5 a San Pietro Viminario, strada diversa rispetto a quella mostrata sul video, lo scenario sarà questo: l'auto schiantatasi contro un palo dell'illuminazione dopo essere uscita dalla carreggiata improvvisamente. Un impatto che non lascia scampo al giovane nonostante l'intervento dei vigili del fuoco e del SUEM. Riavvolgiamo il nastro, non sappiamo cosa stesse facendo il 31enne marocchino al momento del tragico sinistro, ma resta la testimonianza inquietante e terribile di quei 2 minuti e mezzo al volante e costantemente distratto dal cellulare per il video. Filma il cruscotto, filma se stesso in una pratica pericolosissima e purtroppo diffusa tra i giovani. La distrazione con il cellulare è diventata la prima causa di incidenti stradali, l'allarme della polizia stradale. Auto senza controllo che possono creare sinistri uccidendo qualcuno o se stessi. Solo un'indagine sulla dinamica della tragedia potrà chiarire se Yassin stesse maneggiando ancora il telefono mentre perdeva il controllo della vettura. Al dolore della sua famiglia restano invece quegli istanti finali della sua vita, ultimi istanti di spensieratezza cristallizzati per sempre in immagini che mettono i brividi. Ed ora la questione sicurezza, l'allarme sicurezza e l'aggressione, il racconto dell'aggressione subita da una donna di Spresiano nel Trevigiano durante un tentativo di scippo. Da quel giorno, dice ai nostri microfoni, non dormo più. Quando la sera vado a letto, chiudi gli occhi, normalmente ti rilassi per dormire e i ricordi riaffiorano. Ho avuto incubi, ho fatto una settimana che non dormivo, a me basterebbe riuscire a riposare tranquillamente. La vita va avanti, ma quanto accaduto pochi giorni fa ad una 42enne di Spresiano resta impresso nella memoria. Sulla pelle i segni che lei stessa aveva voluto mostrare su Facebook ormai sono quasi del tutto spariti, ma le ferite all'animo lasciate dalla brutta esperienza al momento sono tutt'altro che cancellate. La donna, che comprensibilmente chiede di rimanere in anonimato, racconta l'aggressione subita a pochi metri da casa per aiutare altre persone a non rimanere vittima di qualche malvivente. L'incubo risale ad una domenica sera. Come d'abitudine lei, insieme al suo cagnolino, esce per la consueta passeggiata. Sono circa le 21, il percorso sempre lo stesso. In quel momento in zona ci sono diverse persone, poi quando raggiunge questo piazzale dietro la biblioteca, l'aggressione. Alle spalle mi sono sentita afferrare il marsupio che avevo addosso, insomma, con dentro il portafoglio, le chiavi, il telefono. Dove io ero ferma c'era poca illuminazione. Il tempo di capire cosa stia succedendo e la 42enne si ritrova a terra. Il mio cane ha iniziato ad abbaiare come per venirmi in soccorso, però è stato preso a calci. D'istinto mi sono chiusa a riccio, un po' come in posizione fetale, per tenermi stretta il marsupio. Vedendo che appunto non mollavo, questa persona ha iniziato a darmi dei pugni sulla schiena all'altezza dei reni. Ma nonostante i calci la donna tiene stretto il marsupio. A quel punto il malvivente si allontana verso la Pontebana. La vittima cerca subito rifugio dalla madre, poi si reca alla guardia medica. La decisione di denunciare l'accaduto ai carabinieri e di rendere pubblica la cosa su Facebook per un motivo preciso. Ho voluto mettere la mia esperienza un po' per dire state attenti. Un episodio che ha segnato la quotidianità della 42enne, che ora ha rivisto le abitudini di sempre. E da sola non ho più in mente di uscire. Una cosa, mi sto informando per fare un corso di autodifesa personale. E continua a far discutere a livello nazionale il caso del branco che ha violentato, le belve erano chiamate, che ha violentato una turista polacca, picchiato l'amico di questa ragazza e poi violentato anche un trans. Come sappiamo sono stati 4 arrestati, ebbene il più giovane di questi, il 17enne marocchino, è nato a Montebelluna 17 anni fa.
È stato lui, Mohammed, a convincere 2 delle belve a costituirsi, perché quelle 2 belve erano suoi figli. Anche se le forze dell'ordine erano ormai già vicine alla banda che aveva compiuto il terribile stupro di Rimini, poi bloccata con l'arresto di tutti e 4 i componenti, compreso la mente del branco criminale, responsabile dell'orrendo gesto. È stato lui, Mohammed, a riconoscerli dalle immagini delle telecamere sui siti web. Poco prima il figlio 17enne lo aveva chiamato in lacrime al telefono. Sono io uno di quelli di cui parlano i giornali, per la storia di Rimini. Padre e figlio ed un dialogo terribile. Gli stessi padre e figlio che 16 anni fa avevano lasciato la Marca per trasferirsi a Pesaro. Proprio in terra trevigiana è nata dunque una delle belve di Rimini, a Montebelluna, dove il papà era arrivato nel 1996 grazie all'aiuto del fratello. Faceva l'operaio metalmeccanico ed è rimasto 5 anni in città. Nel 2000 la nascita dell'ultimo figlio, poi l'anno dopo la decisione di trasferirsi altrove. Quel bimbo nato qui è il componente più giovane del branco che ha stuprato la turista polacca, picchiato a sangue il suo amico e violentato anche un trans prima di costituirsi con il fratello più grande ai carabinieri, seguito a ruota dall'arresto delle altre 2 belve. 2 figli in carcere per un reato orribile, ma il padre, quell'operaio che per un lustro ha vissuto a Montebelluna, difficilmente potrà vederli. È agli arresti domiciliari per furto nella sua casa di Pesaro. È una storia di violenza familiare, domestica, che si tinge di giallo. Presa a bastonate e pugni, non denuncia il suo aguzzino ma preferisce sparire dal Vicentino. Protagonista una donna di 55 anni. Picchiata più e più volte da quello che pensava poter essere il compagno di vita, nonostante i numerosi inviti da parte delle forze dell'ordine a denunciare il suo aguzzino, lei, 55 anni, non ha mai voluto saperne, nemmeno l'ultima volta, quando lui l'ha ridotta allo stremo, rompendole l'osso sacro a furia di bastonate e pugni e riempiendola di lividi su tutto il corpo. La donna è stata curata al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza, per lei prognosi di 1 mese, l'informativa alle forze dell'ordine. La procura ha aperto un'indagine d'ufficio, intanto la 55enne ha lasciato il Vicentino. Unica certezza, la volontà di non voler sporgere denuncia contro il suo aggressore per paura o forse per un'idea sbagliata d'amore. Allora torniamo a parlare di infortuni sul lavoro. Domani 8 ore di sciopero a partire con presidio assemblea dei lavoratori a partire dalle 15. Hanno deciso FIOM, FIM e WILM di Verona e anche la RSU dell'azienda Acciaierie Riva di Verona. Perché? Perché la scorsa notte c'è stato un grave infortunio. Un fortissimo boato che ha squarciato il silenzio della notte, a provocare il botto un'esplosione in un forno delle Acciaierie di Verona questa mattina intorno alle 4. Immediato è scattato l'allarme, sul posto sono subito arrivati i sanitari del SUEM che hanno soccorso 4 operai rimasti coinvolti nello scoppio. 2 quelli rimasti feriti in modo più grave, trasportati all'ospedale di Borgo Trento. A Borgo Roma invece sono stati ricoverati 2 colleghi che hanno riportato lesioni più lievi. Stando alle prime ipotesi ancora tutte da verificare, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una perdita di acqua da parte di una tubazione. Il liquido sarebbe poi finito in uno dei forni causando lo scoppio, entrando a contatto con il materiale bollente. Vapore e piccoli pezzi di acciaio hanno quindi colpito gli operai, ma fortunatamente nessuno dei 4 dipendenti sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco. Ed ora con Selve nel Padovano per la domenica di paura vissuta dai condomini, dai inquilini di uno stabile dove è scoppiato un incendio e che per salvarsi hanno fatto solo una cosa importante. Mentre le fiamme divampavano nel vano scale non hanno pensato 2 volte a gettare un materasso a terra e a calarsi con le lenzuola. Sono riusciti a mettersi in salvo così i residenti di un condominio di via Castello a Conselve. L'incendio si è sviluppato domenica mattina, molto probabilmente il rogo è partito da un quadro elettrico. Prima dell'arrivo delle squadre dei pompieri intervenuti da Piove di Sacco e Padova, anche con l'autoscala, alcuni condomini hanno gettato prima un materasso di sotto e poi, annodando delle lenzuola, si sono calati dal poggiolo. Altri condomini invece sono scesi, aiutati dagli operatori attraverso le scale e l'autoscala aerea. 2 persone sono state portate in ospedale per le contusioni provocate durante la discesa con le lenzuola. L'incendio è rimasto circoscritto solo al vano scale, anche se ci sono stati danni da fumo ad un appartamento del 3° piano. Sul posto il sindaco del comune e i carabinieri. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.
E ora parliamo di profughi e di accoglienza, emergenza migranti. Come sappiamo, uno degli hub più problematici resta quello di Bagnoli di Sopra nel Padovano, anche se oggi il prefetto ha annunciato che altri 40 profughi lasceranno presto l'ex base militare di San Siro. Sulla no tax area invece che il sindaco di Agna ha chiesto per la zona del Conselvano, il parere del prefetto è un parere contrario. Sentiamo. Meno 40 profughi a Bagnoli, più 6 il numero dei comuni padovani che hanno deciso di accoglierli. Sono i numeri aggiornati a queste ore sulla situazione accoglienza dei richiedenti asilo in provincia. Il mese di agosto ha portato allo stop degli arrivi nel territorio euganeo. Ovviamente questo ci ha consentito di alleggerire il centro di Bagnoli. Oggi siamo praticamente... abbiamo toccato la cifra col 6 davanti e quindi questo può essere son buono. Ovviamente continuiamo a cercare sul territorio. Io rimango ancora convinto che l'unico sistema sia quello dell'accoglienza diffusa. Nei prossimi giorni 40 cittadini eritrei lasceranno quindi San Siro con destinazione a altri paesi dell'Unione, mentre sono diminuiti da 54 a 48 i paesi della provincia euganea che dicono no all'accoglienza dei profughi sul territorio. Il prefetto Franceschelli poi non condivide la richiesta di una no tax area per il Conselvano, così come proposto dal sindaco di Agna Gianluca Piva. Non ho nessun elemento per poter dire se lo sia o non lo sia, queste cose le decide ovviamente il governo, quindi dovrà essere supportata da loro con le dovute documentazioni. Poi, è un caso un po' raro in Italia, però lo è. Ma non è poi così raro, devo dire la verità. Se lei si riferisce alla concentrazione in un territorio, ci sono strutture in Calabria, in Sicilia che sono molto più numerose su un territorio altrettanto, diciamo, ristretto. E di profughi si parlerà questa sera a 20:10, questo approfondimento serale dei nostri telegiornali subito dopo l'edizione di Treviso, di profughi e in particolare del nuovo bando sui migranti che la prefettura ha predisposto con l'idea di far ospitare i migranti nei comuni che finora si sono opposti all'accoglienza, un tema molto caldo nella Marca, e allora a discuterne con Ferdinando Varino saranno Gian Antonio D'Alè, segretario della Liga Veneta Lega Nord, e Rossella Cendron, sindaco di Silea, un sindaco dunque del centro-sinistra. Un appuntamento con 20:10 sui migranti. Adesso invece parliamo di una polemica che ritorna in primo piano, quella sul crocifisso negato, il crocifisso che viene tolto in una struttura ospedaliera del Bellunese. Questo provoca l'ira del consigliere regionale Berlato, che prepara una interrogazione. Il crocifisso per noi non è un semplice pezzo di legno, per noi il crocifisso è uno dei simboli delle nostre radici cristiane. Il simbolo messo in discussione, il simbolo tolto in nome della libertà religiosa, ma tolto a chi ha solo la fede per aggrapparsi alla vita. Troppo per i parenti di alcuni pazienti dell'Hospice Levette di Feltre, struttura residenziale per le cure palliative dove vengono assistiti pazienti con gravi malattie, purtroppo in progressiva evoluzione. Rimosso il crocifisso nella cappella del complesso ospedaliero, segnalano i familiari, e la denuncia arriva al consigliere regionale Sergio Berlato di Fratelli d'Italia. Chi ha rimosso il crocifisso motiva questa azione dicendo che non si vuole andare contro la sensibilità di chi professa una fede diversa, ma noi non vogliamo obbligare nessuno a professare la nostra fede cristiana. La situazione ha assunto risvolti grotteschi, racconta Berlato, quando per venire incontro alle lamentele della gente si è sì provveduto a riposizionare un crocifisso, ma in posizione defilata e non sopra l'altare. Inoltre, contemporaneamente al riposizionamento della croce, è stata tolta la targhetta con la scritta cappella. Così dal consigliere è arrivata una interrogazione alla giunta regionale con una richiesta precisa che non riguarda soltanto l'Hospice di Feltre. Così come è stato fatto per l'aula consiliare, si ripristini l'esposizione del crocifisso. Perché soprattutto chi soffre e sa di avere poche speranze ha bisogno del conforto di un simbolo. Proprio a queste persone non dobbiamo negare la possibilità di poter avere un simbolo che rappresenti la speranza che non hanno più per questa vita terrena, ma che possono avere per la vita che li attende.
Da una polemica a una festa, e la festa è quella di Venezia, la festa della regata storica che ha visto vincitori ancora una volta i cugini Vignotto in uno scenario come sempre straordinario. 15° trofeo per Rudy e Igor Vignotto, un risultato mai ottenuto da nessuno. Termina così la regata storica di Venezia 2017, andata in scena domenica a partire dalle 16 in Canal Grande. Come sempre uno spettacolo che Venezia vive con entusiasmo all'insegna della festa e della tradizione. Danze con il corteo storico che ha preceduto le varie gare. La sfilata delle tipiche imbarcazioni cinquecentesche, multicolori e con i gondolieri in costume che trasportano il Doge, la Dogaressa e tutte le più alte cariche della magistratura veneziana, in una fedele ricostruzione del passato glorioso di una delle repubbliche marinare più potenti e influenti del Mediterraneo. Poi le 4 competizioni in programma suddivise per categorie di età e tipologia di imbarcazione, ed ecco la regata dei campioni su gondolini che sfrecciano in Canal Grande fino al traguardo di fronte alla celebre macchina, scenografico palco galleggiante posto davanti al Palazzo di Ca' Foscari. Ma anche i più giovani, i più piccoli, in gara dai 6 ai 9 anni, hanno attirato con entusiasmo l'attenzione del pubblico. Siamo in chiusura, però c'è tempo per una notizia, una buona notizia, quella dei Vigili del Fuoco di Arzignano che hanno salvato un barboncino finito nel greto del torrente Chiampo a San Zeno di Arzignano, Vicenza. Alcuni passanti hanno allertato la sala operativa del 115 dopo aver visto l'animale tentare inutilmente di risalire la sponda dell'argine in cemento. Gli operatori sono scesi nel greto del torrente riuscendo a prendere l'animale, come vediamo nelle immagini, e che intanto era andato a finire in mezzo a una fitta vegetazione piena di rovi. Il barboncino è stato asciugato, mentre nel frattempo sopraggiungeva il padrone che cercava l'animale da qualche ora. E con questa buona notizia, col barboncino salvato, ci salutiamo davvero. Vi lascio però le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Condizioni in prevalenza stabili, saranno quasi del tutto assenti le precipitazioni. Vediamo il dettaglio di martedì 5 settembre. Sul Veneto pressione in temporaneo aumento, giornata all'insegna di un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime risultano essere comprese tra i 21 e i 27 gradi, minime previste tra 13 e 18 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione ci saranno condizioni di tempo stabile, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Vediamo le temperature, le minime risultano essere comprese tra i 13 e i 16 gradi, valori massimi tra 21 e 25 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui avremo prevalenti condizioni di bel tempo, tuttavia saranno possibili occasionali piovaschi alternati a schiarite sui confini esteri. Temperature massime attese sui 27-28 gradi, valori notturni previsti intorno ai 16-17 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!